E cosa ci prepariamo di buono oggi? E se vi dico che questo calzone è fatto con le patate, all'interno abbiamo un ripieno di petto di pollo e galbanino. Ci potete mettere quello che preferite all'interno, che se è troppo saporito. Questo non è una cosa croccante per chi non ama il croccante, ma lo dobbiamo preparare. Andiamo. Come prima cosa dobbiamo cuocere delle patate, le schiacciamo calde. Io le ho cotte con tutta la buccia. Le schiacciamo calde e le lasciamo raffreddare un po'. Nel frattempo che raffredda la patata, come ripieno io ci metto il petto di pollo, ma ci potete mettere quello che preferite, affettato, verdura, quello che volete, a piacere. Ho fatto il petto di pollo a pezzettini perché era un petto intero. Ci metto olio di oliva, origano, pepe, paprika dolce. Lo so che ho detto 2P, niente. Io le tolgo, le metto, niente, o le compro, le vendo. Sale, che non sala, quindi è inutile quanto sale, ma non sala, non è buono. Non lo butti, no, non si butta via niente, lo consumiamo. Aggiungo un po' in più. A questo punto metti tutto insieme e poi cuoci. Sì, raga, non succede niente. Si è raffreddato. Ho aggiunto un uovo che sta qua intero, formaggio grattugiato, un cipollotto a piacere. Se non vi piace non lo mettete, non vi succede niente. Un po' di pepe, un po' di sale, aggiungo un cucchiaio di amido di mais e farina. L'impasto verrà così. Se non è così, che è più morbido, un altro cucchiaio di farina, perché poi ogni patata dipende dalla qualità di patate che prendete. Questa qua è una patata abbastanza asciutta. A questo punto mettiamo la cuffietta. A questo punto io metto un paio d'ore in frigo, anche se sta di più non succede niente. Togliamo dal frigo, ci aiutiamo con un po' di farina. Così, questo qua lo dividiamo a metà, così. All'interno ho messo il petto di pollo che è cotto e anche raffreddato, e ci aggiungo un formaggio a piacere. Ho il galbanino. Stranamente non ho la mozzarella tritata, forse non l'ho comprata perché dovevo consumare il galbanino, sicuramente, che se no il galbanino restava in frigo. Va bene così. Ecco qua. A questo punto, con molta sicurezza in voi, non ci pensate, perché se ci pensate non va bene. Ecco qua. Ecco qua, con la forchetta chiudiamo così, bene bene. Ecco qua. Olio di oliva, accendiamo il forno a 200 gradi ventilato, in forno. Io in forno, ma voi non vi muovete che torno subito. Sono stati 25, quasi 30 minuti, dipende sempre dal vostro forno. Provatela.